Abbiamo primo a dire di sicuro a poesia come a musica, tutto aveva dentro i del sumo che io cercavo dando e dunque dire una prima ad ogni giorno, ci sono certe canzoni che mi lasciato da canto, ho scritto mi piaceva, dopo quando la musica di un dia una magia si perdia, dunque la fare non andava mica, dunque mi ricominciato, tutto mi primorava. In un caso particolare di Wisco Donavada, il primo scopo era veramente scrivere per Francine, di maniera che tutto ciò che è scritto e che ha da essere cantato corrisponde a sua maniera di ragionare, a sua maniera di pensare e anche a sua maniera di la fare. Ma da un altro lato mi toccava attenermi a un'altra domanda di Francine, bene di scrivere in una maniera che sia capiscidoia. E di stato di noi Jean-Bernard Ongigoni per la chi dia dice Radio Emman chi dia di questo progetto chi quando la libertà parlato di Sarama diva un disco che sia femminile e mi ha parlato di dei clip pour usare organiscia e ha compreso isso che sabia ciò che lo vegia ma è organiscia a sua sensibilità e ci ha fatto scontrare tutti insieme e dunque è così che è giunta a partecipare a Wisco Navada, dunque è melodia di Dede Secli, la musica di noi di Patrizia e quella di Cristovano Filippi. Li dolci come una rete quando li lucciano bene so che lucisi ora sparete per essere più ricure incatenata da bellezza e ne soccorce provati che lo tremo da carezza ferma la traccia io così l'umamore mi piglia l'usa alla paspone gira l'uso campa c'è quattro alla via chi si ne va verso la tostadina uso chi fa. A scelta di Navada non è mica venuta così. E come dico, cercavo un universo abbastanza femminile. Volevo con un disco che sia come una carezza. Cercavo qualcosa di veramente dolce. Dunque donna, per parlare di questa femminilità. E di no, allora vada perché? Perché è una maniera di rappresentare una vada può essere piada come una dolce, una inzuccherata in radio e dire una maniera dunque di mettere appena in zucchero, di noi tutte queste esperienze che ho conosciuto, di sabicula strage radio di musica, tutte queste gente che ho scontro. Dunque posso dire che sono evade che mi hanno aiutato fino a qua e dunque mi pare abbastanza giusto di metterci di nuovo a parola vada, dunque è diventato donna vada. Veramente di un lavoro non si fa mica di colpo, e canzoni come le abbiamo scritte non su discorsi, non sono mica venute così da un giorno all'indomani. Parecchie volte mi è accaduto di stare assente nelle nostre discussioni e di pigliare così, tempo una parola, due, un'espressione che certe volte sono assai personali. Parecchie persone che sono in giro a me che scrivono di novelle mi hanno fatto questa rimarca così dicendomi hai scritto a femminile e credo che
le canzoni non potevano mica andare a Francine se non erano mica scritte al femminile. Quando la canzone attacca dicendo stringimi forte in petto, sono le parole. E poi sempre questa canzone così ci sono altre espressioni. Quel che sia che la danne, chi è veramente vicino, ha tendenza a chiamarlo ogaro. Stringimi forte in petto e piglio un calore per una creatura. Non c'è più bello letto che quello è l'amore. Ad appaggia paura. Dormi o caro, sera giù adovada e canterà adieu tutta la nottata per farti scorta fino all'alburidiada. Dormi o caro, dormi, dormi, dormi o caro, dormi, dormi. Quando noi abbiamo adovato, dunque Anna di Suisco, ha già spiegato che mamma amava adesso, con Cristovano, perché è lui di noi che l'ha scritta, parole e musica, ha già parlato assai di come di mamma che amava adesso, e come ia la fare, e dunque è nata sta vada, sta adovata è nata. Per la canzone Specchia mi ha detto io volerebbe parlare non da tutte queste stonde e tutti i soggetti che hanno fatto partita di una vita che non corrisponde più a una persona e che questa persona si vuole lasciare penuccia da canto. Allora, senza sbarazzarsi veramente, ma fa di maniera di scantarle, lasciarle in un passato e poi lasciarle diventare penuccia ciò che le può diventare per elle. Confia vogliamo mare, roba e tempo va, i intimi trovati e tutto ciò che fu, un paio di onestà. All'onde olio a scelta di landare, di vorreti da drua per tante speranze errante, senza duintà. Andate ricordi un voglio sognare, l'amore un'aspetta e lì voglio parlare, un voglio sognare e lì voglio parlare. Quella che mi assomiglia più penso che a parte appena di Adamo Storia sarebbe Specchia. Di Cristovano Filippi che l'ha scritta, dunque lo conosce appena di suo pezzo di vita e l'ha messo in scritto in canzone di noi. Ha giocato un po' di una storia che mi fa pensare a Specchia. Vi voglio lasciare fare a strada che vi va, quella che l'uomo passa non sapeva se evitare, senza umidità.
mica fatto domanda prima di cominciare su iscu, dimmi che lingua di cantare. A mio primura dire di canzoni che parlavano di cose che mi toccavano, qui l'amore, dunque di droit a musiche e parole che diventassero canzoni che uomo può stare sente, sia un inglese come un africano, di una lingua che mi parla, una lingua che mi biglia l'anima. Io mi sono mica fatta domanda di sapere, di mettermi in gioco e ci ho legato anche corso perché io, no, è giunta di una maniera proprio naturale. Il canto militante ha avuto la sua piazza e ha la sua piazza, ma io non ho mica solo ruolo questa canzone. Per me la canzone è di venire a un spettacolo o di comprare un disco e di passare un buon momento. Non ho mica solo ruolo questo, non è mica così importante che non l'abbiamo vissuto a tutti i anni. Oggi cantando in qualcosa per me è la forza. Il fatto di essere così pochi a cantare questa lingua, e questa è la nostra forza. Siamo una cinquantina di cantatori, uomini e donne, che sono unici al mondo, come Cesaria Evora ha riuscito perché è unica. Io ciò che ramo per la canzone, in tutti i casi come avevo, penso che siamo giunti forse a una girata. In tutti i casi io ramo di modernità, perché siamo capaci con la nostra lingua di modernità, pur senza scordarsi di tutto ciò che sta passando fino ai tempi d'oggi, perché non saremmo mica, la canzone non può avere un'andatura come in traccia di Biala, e radio se non era mica stata quella che è stata, questo di sicuro. Abbiamo bisogno di un passato per giungere al presente, ma io la bene leggo in una modernità, perché so che la mia lingua è capace di alla modernità e di cercare melodie d'oggi e giorno, siamo capaci di fare musica e canzoni che possono toccare mondo a gente, in tutti i casi, ne sono convinta. Si è vista cosa c'è sui Guerfucci, cosa c'è sui Morini, le nuove polifonie, con Barbara Fortuna, con la Villetta. La nostra musica interessa un mondo usano. Senti, l'evoluzione penso che la più grande è quella che da me si può anni qui, perché penso che c'è una nuova generazione che non ha mica campato so che l'hanno campato quelli di prima e che ha una nuova maniera e di vedere la musica e di cantarla, perché sono giovani.